Uno studente sedicenne dell'Istituto Tecnico Piovene è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo dopo essere stato colpito a pugni e calci da un branco di coetanei all'uscita di scuola. Il fatto gravissimo è successo verso le 12 di ieri in corso San Felice. Una cinquantina i minorenni che avrebbero voluto punire così il sedicenne, forse per un complimento di troppo ad una ragazzina contesa. Impossibile difendere la vittima per l'amico con cui si trovava in quel momento il ragazzo, che avrebbe descritto anche scene di umiliazione pubblica a seguito delle quali sono stati rubati il borsello e gli orecchini. Si tratterebbe di un gruppo di italiani di seconda generazione di origini filippine, allibito il presidente della comunità. Noi condanniamo la violenza. Io come rappresentante della comunità filippina di Vicenza, veramente noi siamo qua da tanto tempo e non è mai successo. 30 anni che sono qua e adesso se succede questa roba qua, ovviamente noi come genitori non dobbiamo guardarli solo, dobbiamo fare qualcosa anche noi. Ho contattato il nostro parroco, padre Paolino, e ci siamo detti che magari stasera o semmai domani convochiamo una riunione dei genitori per capire come arginare questa situazione. A seguito delle segnalazioni dei fatti alla questura, gli agenti di polizia sono già riusciti nel frattempo ad individuare alcuni dei minorenni protagonisti dell'aggressione, denunciandone uno per rapina in concorso. Un fatto grave che torna a contrassegnare Corso San Felice come punto caldo della violenza e della criminalità che preoccupa residenti e commercianti. Comunque la zona è tornata di nuovo calda, basta vedere i fatti della settimana scorsa, un episodio all'interno di un locale poco distante da qui, anche lì c'è stata un'altra situazione punitiva inerente a questa. Ovvio che il fatto accaduto al di fuori della scuola è un fatto assolutamente inaccettabile, massima solidarietà alla famiglia ovviamente di questo ragazzo, ed è fondamentale comunque che anche questi italiani di seconda generazione inizino ad integrarsi nel rispetto delle regole.